vitalizi e dopo passiamo all'ultima inquadratura. Allora, rapidamente, sono l'unico che può rispondere sui vitalizi essendo consigliere uscente. Io al vitalizio ho già fatto la rinuncia e credo che insieme a me ci sia un altro consigliere uscente che ha fatto questa rinuncia. In ogni caso, per chiarezza, i vitalizi dei consiglieri sono stati aboliti con la legge del 2011 che entra però in vigore dal prossimo mandato. Questo significa che entrerà obbligatoriamente in funzione il sistema contributivo, perché sono d'accordo con il signore in fondo, è una vergogna che uno versa per, che ne so, 100 euro e gli viene dato un vitalizio che corrisponde a 300 euro. Questa è un'ingiustizia sociale che va eliminata e quindi il Veneto ha già fatto la legge, però i consiglieri in carica al primo mandato come sottoscritto potevano comunque avere diritto a un vitalizio. Ecco, io per coerenza ho già rinunciato, primo. Secondo, mi ero impegnato quando sono stato eletto 5 anni fa di fare la riduzione dell'indennità. Poi anche il Consiglio ha fatto una legge dove è stata ridotta, ma in realtà io sono stato, credo, l'unico dei 60 consiglieri a fare l'autoriduzione dell'indennità. Praticamente corrisponde a quel punto che citava prima Semenzato e che anche nel nostro programma della Moretti, l'abolizione del trattamento di fine mandato. Io l'ho già anticipato questo con una scelta ben precisa, ci andate a vedere a ottobre del 2011. Quindi vi chiedo su queste cose di giudicarmi su quello che ho fatto e non su quello che dico. Grazie.